Buongiorno, buon fine settimana e naturalmente buona Pasqua. Siamo anche oggi in onda, in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante notizie di cronaca, un Veneto che si prepara a questo lungo weekend pasquale che naturalmente si concluderà con il lunedì dell'Angelo, con le tradizionali spese per le feste, ma anche con tantissime persone che si sono messe in strada per andare a vedere le città d'arte, per andare magari a prendere un po' d'aria fresca in montagna o sul litorale. Quindi un Veneto che riparte dopo la fine dell'emergenza, anche se l'emergenza dal punto di vista dei dati non è ancora finita, ma questo lo vediamo poi. Dicevamo, tanta cronaca, avremo collegamenti con le nostre redazioni per capire che cosa succede nelle varie città del Veneto, avremo tante notizie fresche proprio di questa mattina, di queste ultime ore, quindi un'ora da stare assieme con il Focus TG e partiamo nel nostro giro di cronaca da Vicenza dove c'è stato un blitz da parte delle forze dell'ordine in città. Vediamo gli esiti. Proseguono le operazioni interforze straordinarie disposte dal Questore per il contrasto alla criminalità diffusa e all'immigrazione clandestina. Dopo il blitz nell'area di Piovene Rocchette, il primo fortemente richiesto dai sindaci della zona, l'attenzione torna al comune capoluogo. Sorvegliate speciali il centro storico, Campo Marzo, Giardini Salvi e il quartiere San Pio X. Complessivamente sono stati ispezionati 11 esercizi pubblici, 18 autoveicoli e 176 persone, 62 delle quali con precedenti di vario genere, molti cittadini stranieri coinvolti a vario titolo in attività illegali. In particolare per un cittadino marocchino di 37 anni con precedenti di spaccio di droga e sprovvisto di permesso di soggiorno è stato emesso un decreto di accompagnamento immediato alla frontiera. 13 sono stati i fogli di via emessi, 18 gli avvisi orali, 14 gli ordini di allontanamento dal territorio nazionale, 5 le revoche del permesso di soggiorno. Disposta inoltre la chiusura di una sala slot in Viale Trento, nella quale è stata riscontrata per l'ennesima volta in un brevissimo lasso di tempo la violazione delle normative per cui erano state emesse sanzioni per irregolarità di vario genere, quali l'accesso al gioco d'azzardo in orari vietati senza il controllo di alcuno e la presenza costante di soggetti gravati da precedenti penali. Il Questore ha pertanto disposto la sospensione della licenza e la chiusura immediata dell'esercizio per 15 giorni. Andiamo in provincia di Treviso, a Paese. C'è stato un pauroso incidente stradale, un'auto si è scontrata con un camion, 2 sorelle sono rimaste gravemente ferite. Ancora un incidente sulle strade della Marca, stavolta lungo la Castellana all'altezza di Padernello di Paese. All'alba scontro tra un'auto con a bordo 2 sorelle di origini kosovare di San Michele all'Adige in provincia di Trento e un camion che proveniva dalla corsia opposta. L'impatto è stato violentissimo, le 2 ragazze sono rimaste ferite in modo grave. Quella di 24 anni si trova in condizioni serie dopo essere stata intubata sul posto dai sanitari del SUEM. È stata trasportata al Cafoncello dove si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. Non sarebbe invece in pericolo di vita la sorella, illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Treviso, impegnati ora nelle indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi quella di un possibile malore di uno dei 2 conducenti dei mezzi coinvolti che avrebbe invaso la corsia opposta. La Castellana è rimasta bloccata durante le operazioni di soccorso e recupero dei veicoli con inevitabili conseguenze sul traffico. Ora torniamo a Vicenza, dove sono proseguite nelle scorse ore le perquisizioni e le indagini relative a minacce di morte che sarebbero state portate verso il ministro Di Maio e trovati i nomi che si nascondevano dietro gli account anonimi. Vediamo. La polizia ha individuato 3 presunti autori delle pubblicazioni di messaggi di minacce rivolte al ministro degli esteri Luigi Di Maio. Le perquisizioni sono state eseguite a Milano, Vicenza e Udine a carico di internauti e hanno permesso di riscontrare sui loro telefoni la presenza degli account anonimi utilizzati per l'inoltro dei messaggi. In particolare, in seguito alla pubblicazione su Twitter da parte del ministro Di Maio di dichiarazioni in merito al conflitto in atto, è stata riscontrata la presenza
presenza di vari messaggi di risposta contenenti minacce del seguente tenore: muori male, magari per mano del popolo. Ed ancora, all'interno di canali riservati Telegram e pagine social, la polizia postale ha individuato altri messaggi con minacce, tra i quali ad esempio quello pubblicato all'interno di un canale di propaganda filorussa. Ora ci spostiamo a Venezia, ma insomma quello che succede in queste ore nelle città d'arte del Veneto vale un po' dappertutto, perché l'assalto, l'afflusso di grandi numeri di visitatori, il grande pubblico sta tornando nelle città del Veneto, in quasi tutte le città del Veneto, perché abbiamo visto anche dalle nostre redazioni davvero il pienone quasi ovunque, potrebbe creare qualche problema di assembramenti, affollamento e tutto quel che ne consegua. A Venezia, a San Marco, tornano in azione gli angeli della città. Vediamo. Tornano in azione i Guardians in piazza San Marco a Venezia, già presenti da questo weekend di Pasqua. Tra le loro funzioni, supportare i visitatori in città, già numerosi, informandoli anche attraverso materiale illustrativo in più lingue sulle buone pratiche da seguire per rispettare e tutelare Venezia. Non a caso impressa sulle magliette che li identificano la scritta Enjoy Respect Venezia. In caso di comportamenti scorretti, quando necessario, saranno dunque loro, detti gli angeli del centro storico, a segnalarli alla polizia locale e alla Smart Control Room. Per iniziare la loro attività i Guardians hanno sostenuto anche quest'anno un percorso di formazione garantito dagli agenti della polizia locale. Il servizio attivo venerdì, sabato, domenica e festivi fino al prossimo 28 maggio, per poi, in concomitanza con l'inizio del Salone Nautico, diventare giornaliero. Anche l'anno scorso avevano iniziato, però a giugno gli operatori erano in piazza San Marco e quest'anno sono tornati in centro storico in anticipo per vigilare sui comportamenti di turisti e visitatori nelle aree notoriamente più affollate di Venezia, quali Rialto e San Marco. Torniamo a Padova perché c'è stato un maxi sequestro di cosmetici irregolari. 60.000 confezioni di smalti, glitter, solventi, coloranti e creme prive di documentazione tecnica, di avvertenze per la sicurezza e di irregolarità commerciale. La merce è stata sequestrata dalla squadra attività produttive della polizia locale del comune di Padova e dai carabinieri del NAS all'interno del centro ingrosso Cina di Corso Stati Uniti a Padova. Il sequestro è avvenuto durante una delle consuete ispezioni che periodicamente vengono fatte all'interno dell'area commerciale cinese. La ditta controllata operava senza nessuna autorizzazione del Ministero della Salute e dei presupposti strutturali per essere qualificata officina cosmetica. Durante i controlli gli agenti si sono accorti che anche molti prodotti elettrici per la manicura erano privi di indicazioni e certificazioni di sicurezza in lingua italiana e marchio CE. Anche le attrezzature sono state sequestrate. In totale la merce ritirata dal commercio ha un valore di 300.000 euro. Durante i controlli gli agenti della polizia locale e i carabinieri del NAS hanno inoltre percepito un forte odore di solvente che irritava naso e occhi e così dopo la loro ispezione è intervenuto anche lo Spisal per verificare la sicurezza igienica del locale. Ora ci spostiamo un po' più in là, andiamo addirittura all'estero, in Russia, dove a Rossosh è stato distrutto il cippo che ricordava i caduti della Seconda Guerra Mondiale, cippo al quale avevano collaborato anche gli alpini, e abbiamo sentito su questo ennesimo sfregio alla memoria dei caduti e degli alpini il presidente dell'ANA, Sebastiano Favero. Veramente un grande rammarico, soprattutto se penso ai nostri reduci che con tanto cuore 50 anni fa, quasi ormai, hanno voluto fare prima, anziché un monumento, costruire un asilo per 180 bambini, l'asilo Sorriso, proprio in segno di fratellanza, di amicizia. E subito davanti hanno costruito questo piccolo monumentino. Un semplice cippo, segno di pace fra i popoli, in quella città russa, Rossosh, sede del comando del corpo d'armata alpino nel 1942, un simbolo per le penne nere in queste ore sfregiato con la Z che indica l'invasione russa in Ucraina. Purtroppo non un caso isolato, nei giorni scorsi anche il ponte dell'amicizia costruito sempre dagli alpini a Nikolaevka era stato deturpato con la Z bianca, una lettera che rischia davvero di mettere tutto in discussione. Quello che è il grande rammarico che oggi è tutto quello che abbiamo cercato di costruire, tutto quello che i nostri veci, soprattutto i reduci,
di quella drammatica campagna e ritirata di Russia ci avevano lasciato, perché ormai sono rimasti veramente in pochi, possa andare perduto. La storia purtroppo ancora una volta non ci insegna niente. Resta però un filo che lega storia e speranza. Ma noi siamo alpini, siamo cocciutti, siamo testardi, vogliamo credere che uno spiraglio di possibilità di ricostruire un rapporto di pace e di fratellanza ci possa e ci debba essere. Con queste parole noi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Abbiamo tantissime notizie proprio di questa mattina fresche dal territorio, da tutto il Veneto da darvi, quindi davvero state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta, in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito la cronaca delle ultime ore dalla nostra regione, adesso però ci spostiamo a Padova per vedere con Valentina Visentina e Francesco Ratai come sta andando l'inizio di questo lungo weekend pasquale nella città del Santo, che sappiamo insomma essere meta molto importante per un turismo non solo culturale ma anche religioso. Diamo subito la linea a Valentina Visentina. Valentina, buongiorno. Buongiorno Ferdinando, infatti io mi trovo qui sul sagrato della Basilica del Santo, che non è solo simbolo di turismo religioso ma è proprio unisce il turismo religioso al turismo culturale. Questo infatti non è solo luogo di culto ma anche uno dei siti dell'Urbs Picta, recentemente riconosciuto patrimonio UNESCO. All'interno della Basilica del Santo infatti c'è la Cappella di San Giacomo e alle mie spalle, lo sta inquadrando in questo momento il collega Francesco Ratai, c'è l'oratorio di San Giorgio con i cicli di affreschi di Altichieri da Zevio. Come vedete in questo momento ci sono anche tanti turisti e proprio sulla scia di questo effetto Urbs Picta possiamo dire che la Pasqua a Padova è ritornata ai livelli pre-pandemia. Infatti se già nell'estate del 2021 c'erano stati segnali incoraggianti di ripresa per il turismo, adesso in questi mesi di 2022 possiamo confermare l'andamento positivo, la ripresa del turismo in città, tantissime le presenze. Pensate che alla Cappella degli Scrovegni, che è il simbolo dell'Urbs Picta, il gioiello realizzato da Giotto, conta nel periodo pasquale già la prenotazione di 5.000 persone. Tenete conto che all'interno ogni giorno ne possono entrare 1.300 in base ai turni, perché ogni turno ha dei numeri fissi di presenze. Quindi 5.000 presenze in questo periodo di Pasqua alla Cappella degli Scrovegni, ma anche a Palazzo della Ragione, che è tornato veramente ai numeri del 2019, così come i musei agli Eremitani. Dunque dati davvero incoraggianti, lo ha detto anche l'assessore alla cultura Andrea Colasio, che in questo ultimo periodo ha fatto grossi investimenti per quanto riguarda il rilancio del turismo in città a Padova. Chi sceglie Padova, Ferdinando? Non solo le famiglie ma anche tanti giovani, le coppie, gli amici, insomma una meta molto, molto gettonata non solo dai turisti italiani ma anche da quelli stranieri. Infatti ti posso confermare che stando qui già pochi minuti abbiamo sentito parlare in francese, in inglese, in spagnolo, quindi insomma Padova non è scelta solo dagli italiani ma anche da tanti turisti stranieri. Valentina, ti faccio una domanda. Abbiamo visto alle vostre spalle, anche grazie alle immagini di Francesco Ratai, tantissime persone. Voi vivete Padova proprio come redazione, quindi conoscete bene le dinamiche padovane. A naso vostro, a occhio, possiamo dire, si vede un aumento nelle presenze? Si vede già da queste prime avvisaglie di Pasqua o siamo nella linea delle ultime festività? Assolutamente sì, in questi ultimi 2 giorni si è visto proprio come sono aumentate le presenze in città. Già a partire da giovedì si vedono molti più turisti che mancavano, perché di fatto questa è la prima Pasqua da quando è iniziata la pandemia con la ripresa del turismo. Lo ricordiamo, nel 2020 eravamo proprio in lockdown e l'anno scorso nel periodo di Pasqua c'era ancora la zona rossa e si erano impediti gli spostamenti
spostamenti, quindi di fatto è una prima Pasqua di ripresa. I turisti sono già cominciati ad arrivare da giovedì, numeri incoraggianti. Per quanto riguarda i padovani invece torneranno a riappropriarsi di quelli che sono i paesaggi tradizionali della Pasquetta, ovvero i Colli Euganei. Anche in quell'area della provincia sono previste tantissime presenze, soprattutto ovviamente delle famiglie padovane. I colli sono scelti sia come meta per il pranzo di Pasqua con i tanti ristoranti, ma anche per le gite fuori porta di Pasquetta con i picnic, soprattutto alle Fiorine, insomma. E tra le altre cose il Parco delle Fiorine, visto l'aumento così di presenze, ha deciso dal 25 di aprile di mettere a pagamento anche il parcheggio, che un tempo era un parcheggio libero. Quindi tantissime presenze sui Colli Euganei in vista della Pasquetta, per il ritorno delle gite fuori porta che insomma toccheranno anche i giardini storici e le ville che ci sono sull'area dei Colli Euganei. Allora, c'è tanto da vedere fra Padova e provincia, diciamo che ce n'è per tutti i gusti, anche per il gusto, visto che abbiamo parlato di agriturismi, trattorie, ristoranti che comunque stanno registrando dati importanti. Tutto questo lo raccontiamo nei prossimi giorni, grazie anche alla nostra redazione padovana. Valentina, noi vi lasciamo andare con Francesco Rattai. Se ci sono novità da Padova non esitate a contattarci anche per la cronaca, perché siamo in diretta fino alle 13. Buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Sentivamo una sirena in sottofondo, sappiamo che Padova è città di cronaca quotidiana e sono state sequestrate proprio a Padova 180.000 batterie che erano di origine cinesi ma venivano vendute come italiane. Sentiamo. Sulla confezione c'è il tricolore e la dicitura marchio italiano. Sul retro, in caratteri piccoli e poco visibili, le indicazioni vere sull'origine o la provenienza delle batterie, che invece sono cinesi. I finanzieri del comando provinciale di Padova hanno sequestrato in un'attività commerciale all'ingrosso del capoluogo e da un importatore del comasco oltre 180.000 batterie con la fallace indicazione di origine italiana. Le batterie stilo e mini stilo sono prodotte in Cina, ma recano simboli, figure ed etichette che possono indurre il consumatore a ritenere che siano state realizzate in Italia. Inoltre, marchio e decorazioni con il tricolore non risultano registrate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. I due imprenditori, il distributore cinese e l'importatore italiano, sono stati denunciati alle competenti autorità giudiziarie di Padova e Como per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Adesso andiamo a Vicenza, dove abbiamo parlato poco fa dei controlli fatti proprio nelle ultime ore. C'erano state anche nella giornata di ieri dei controlli speciali per la Pasqua e sono arrivate le forze dell'ordine anche ai piedi dell'altopiano. Con l'inizio del lungo weekend pasquale prende avvio anche la macchina operativa dei controlli decisa in settimana in prefettura dal Comitato Ordine e Sicurezza, un assetto speciale delle forze dell'ordine il cui servizio viene concentrato in determinati orari e luoghi specifici. Si tratta di servizi che di solito vengono indicati dal Ministero dell'Interno e vengono poi discussi per quanto riguarda la predisposizione in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica. A seguito di queste due fasi il Questore poi emana una specifica ordinanza che coinvolge tutte le forze dell'ordine e tutte le istituzioni che sono deputate ad effettuare questo tipo di servizi, li coinvolge proprio perché vengano predisposti in maniera efficace in prossimità delle festività e che possono essere da deterrente e comunque molto utili in fase preventiva per evitare che si verifichino determinate situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'emergenza Covid è decaduta, ma proseguono i controlli sulle ultime misure rimaste in vigore. Attenzione particolare rivolta ai turisti. Con le festività pasquali di solito si sposta una gran massa di persone che approfittano dei giorni di festa per visitare altre città, per andare a visitare i musei e qualunque altra cosa possa essere di interesse dal punto di vista turistico. È proprio in questo senso che i servizi vengono mirati in funzione della mobilità dei turisti. I controlli straordinari di sicurezza del territorio contro furti e microcriminalità non vengono però meno. Ieri sera 25
uomini interforze hanno eseguito posti di blocco e controlli per la prima volta nel comune di Piovene Rocchette e nei centri urbani limitrofi, e sono di 5 esercizi pubblici, di cui 2 sale gioco sanzionate per violazione dell'orario di chiusura, 81 veicoli, 32 persone, trovandone 26 con precedenti penali, per cui il questore ha disposto 4 fogli di via obbligatori, 7 avvisi orali e 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale. In città, nel frattempo, il sindaco ha firmato un'ordinanza anti-assembramenti di divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione dei pubblici esercizi, dei plateatici e i luoghi temporaneamente allestiti in manifestazioni e mercati. Ieri in centro storico a Vicenza un'operazione antidroga della polizia locale che ha visto l'inseguimento e la denuncia di un pusher tra gli applausi dei cittadini. Andiamo adesso in provincia di Treviso, dove è stato arrestato un 28enne ritenuto responsabile di una violenza portata ai danni di una 50enne cinese lo scorso 5 aprile. Bazzicava in zona da qualche tempo, è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, alla descrizione fatta dalla vittima, alle testimonianze e ai controlli a tappeto eseguiti dai carabinieri di Conegliano. È stato arrestato dai militari dell'arma un 28enne pakistano, sarebbe lui responsabile dell'aggressione a sfondo sessuale avvenuto lo scorso 5 aprile a Susegana. La vittima è una donna di nazionalità cinese di 50 anni, titolare di un centro massaggi, violentata e picchiata. I testimoni l'avevano vista uscire in strada con il volto tumefatto, scalza, urlava aiuto, dietro un uomo che tentava di prenderla ma che poi era riuscito a fuggire. La 50enne, soccorsa dagli uomini del 118, era stata trasportata sotto shock al pronto soccorso. Immediatamente erano scattate le indagini dei carabinieri, massimo riservo su un fatto tanto grave. Qualche giorno fa l'identificazione del pakistano e il fermo di polizia giudiziaria. Questa mattina il 28enne si è presentato davanti al giudice per le indagini preliminari Angelo Mascolo per l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gravissime le accuse mosse contro lo straniero, violenza sessuale e lesioni aggravate. Ora si trova nella casa circondariale di Treviso. Il pubblico ministero ha convalidato il fermo emettendo la custodia cautelare in carcere. Gravi gli indizi raccolti nei confronti dello straniero. Non solo, ma i militari hanno anche accertato che il 28enne più volte si era spostato in altre regioni, rendendo concreto il pericolo di fuga. Ed è stata arrestata un'amministratrice di sostegno a Vicenza, dovrà scontare 7 anni di reclusione. Una vicentina di 59 anni, amministratrice di sostegno presso numerosi tribunali italiani, già sottoposta alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, dovrà invece scontare la pena in carcere. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza di Verona, che ha dato mandato alla questura di Vicenza di eseguire ieri l'ordinanza. La donna era già stata condannata per aver abusato del suo ruolo, intascando indebitamente proventi ai danni di numerosi anziani, lasciandoli in gravi difficoltà economiche senza poi risarcirli. Il 18 marzo scorso, inoltre, l'amministratrice di sostegno vicentina aveva tentato di sottrarsi al provvedimento giudiziario a suo carico, facendosi ricoverare all'ospedale San Bortolo. Al momento della sua dimissione, invece, i poliziotti della divisione anticrimine hanno condotto la donna al carcere di Verona, dove ora dovrà scontare la pena di oltre 7 anni di reclusione per i reati di peculato, appropriazione indebita, falso ideologico in atto pubblico ed evasione degli arresti domiciliari. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda, in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca e nei giorni scorsi c'è stato un incendio in provincia di Treviso che fa ritornare alta la tensione, la paura e l'allarme per quelli che possono essere i roghi dolosi, soprattutto in questo periodo di siccità che potrebbe essere interrotto secondo il meteo da qualche goccia nel pomeriggio, ma che insomma ha trasformato vaste aree del Veneto in zone piuttosto facili da raggiungere per i piromani. Vediamo il servizio.
Ci sono volute oltre 4 ore per domare le fiamme divampate nel pomeriggio in un'area boschiva in comune di Crocetta del Montello, nelle vicinanze della Presa 18. Una volta partita la segnalazione sul posto sono subito arrivati i volontari dell'AVAB di Valdobbiadene, della Pedemontana del Grappa che fanno capo a Pieve e di Pederobba. Uomini e mezzi che sono stati coordinati sul posto da Michele Coppe, comandante della Forestale di Valdobbiadene, e dal sindaco di Crocetta Marianella Tormena accanto alla polizia locale. 50 gli ettolitri d'acqua utilizzati portati con oltre 400 metri di manichette. Operatori e volontari hanno lavorato su un fronte molto ampio che fortunatamente è stato limitato proprio grazie alla tempestività dell'intervento. Dopo le operazioni di spegnimento sono state effettuate quelle di bonifica. La conta dei danni sulla vegetazione è ancora in corso. Ignote le cause dell'incendio, che sembra però di natura accidentale. Di certo, dopo gli incendi di fine marzo, interrotti da qualche goccia di pioggia, torna l'incubo roghi anche nell'Alto Trevigiano. E a Salgareda c'è tanto dolore per la morte di Samantha. Vediamo il servizio. 2 mazzi di fiori nel punto esatto dove è avvenuta la tragedia e tantissimi messaggi per ricordare Samantha Renon. In un post su Facebook le parole della sua squadra di nuoto di Motta di Livenza: la famiglia Gymnasium vuole ricordarti così, bella e sorridente. E poi gli insegnanti ed i compagni dell'istituto Sansovino di Oderzo, la scuola frequentata dalla giovane. La notizia ha travolto tutti, impossibile spiegare ai ragazzi che la loro amica non c'è più. Hanno visto Samantha mercoledì scorso, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali. Sotto braccio il suo amato casco. Era orgogliosa della sua moto, una 125, la sua passione assieme allo sport. Tanti sogni da realizzare come tutte le ragazze di 17 anni. A scuola era bravissima, una media che sfiorava il 9. Il cordoglio del presidente della provincia Stefano Marcon. Porto le condoglianze alle famiglie, mi unisco il dolore dei familiari perché la perdita di una giovane vita così lascia il segno per tutta la vita. Samantha aveva preso la moto per andare, sembra, a trovare il fidanzatino. Le parole prima di partire da casa per rassicurare la mamma: appena arrivo ti mando un messaggio. Messaggio che non è mai arrivato. Samantha ha perso la vita lungo questa strada, in via Arzere, all'incrocio con via Redenta. Un'auto condotta da un 35enne ha svoltato a sinistra, forse tagliando un po' l'incrocio. Dal senso opposto stava arrivando la 17enne, che nulla ha potuto fare, è stata travolta dalla macchina. I residenti hanno sentito lo schianto, sono usciti sotto shock, il gelo e il dolore per una vita spezzata, l'ennesima. Una bambina, ripetono trattenendo le lacrime. Questa strada è tristemente nota per gli incidenti stradali. Come che vede mia, se corresse un po' meno sarebbe meglio, perché qua passa delle macchine anche a 130 all'ora qua. Corrono un po' fortino, abbastanza, in questa via qua, e poi c'è quell'incrocio là che è bruttissimo. Ci vorrebbero più controlli, ci dicono, e intanto le istituzioni stanno mettendo in cantiere nuove iniziative sulla sicurezza stradale. Le istituzioni si stanno interrogando su come mitigare queste tragedie. Stiamo lavorando. C'è stato un momento stiamo portando avanti un momento di formazione attraverso le istituzioni scolastiche, ma anche una campagna di informazione un po' trasversale, coinvolgendo associazioni di familiari di vittime della strada, piuttosto che ULSS, piuttosto che i media, la stampa e la comunicazione, per sollecitare, sensibilizzare, formare i futuri utenti della strada. Cambiamo decisamente argomento. Vi ricorderete quello che è successo ieri in molte zone del Veneto, dove sono andati in tilt i bancomat, i cosiddetti POS nei negozi. È stato per tantissimi possibile sia pagare che recuperare denaro dal proprio conto tramite lo sportello automatico. Pare, secondo alcune informazioni, che stia proseguendo anche oggi in altre zone d'Italia però questo problema, e il fatto è che a oggi non sono state date spiegazioni esaurienti su quanto è accaduto. Abbiamo fatto però un po' il punto della situazione di quanto è successo ieri. Sentiamo. A lei le è funzionato il bancomat oggi? No, assolutamente no, anzi guardi, ho proprio qui davanti delle transazioni di un cliente che ha portato via della roba a Roma, ha dovuto andare fuori, è tornato e me lo pagherà lunedì il conto. 2-1, il bancomat non funziona neanche qua. E quindi il cliente?
E quindi il cliente è un po' imbarazzante, il cliente dopo alla fine tira fuori il cash, però insomma il servizio dovrebbe essere completo. Due testimonianze di cosa è accaduto oggi in gran parte dei negozi, dei bar e dei ristoranti non solo di Treviso o della Marca ma di tutto il Veneto. In realtà è stato un problema tutto italiano, come si è visto sui social, con tantissimi utenti che hanno denunciato i problemi. Dal servizio del settore Down Detector, le più colpite sarebbero Unicredit, Poste Italiane, BNL, Fineco e Intesa San Paolo. POS non funzionava, neanche le carte di credito, ma non solo per i circuiti interni alle attività, ma anche gli sportelli bancomat, quindi c'è stato un disagio un po' per tutti quanti, e con i tanti ordini e richieste da evadere qua in negozio abbiamo avuto dei disagi. Già perché è capitato di fatto all'inizio del ponte di Pasqua, atteso da tempo dal commercio per rifarsi di una stagione piuttosto fiacca. Il risultato, ci ha raccontato un negoziante di calzature del centro di Treviso, è stato che molti turisti, soprattutto esteri, hanno rinunciato agli acquisti, lasciandogli sul banco scarpe per un valore di diverse migliaia di euro. Nel pomeriggio i problemi dei circuiti gestiti da Nexi sono stati risolti, i servizi sono stati ripristinati, mentre sul fatto sta indagando la polizia postale, anche se di fatto non è la prima volta che i bancomat fanno cilecca. Nell'ultimo periodo, una media di una volta ogni 2 settimane, capita che il POS si blocchi. Un danno per il commercio, ma per tutte le città, sottolinea il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Un danno molto elevato per il nostro commercio, un danno molto elevato per la nostra comunità. È evidente che alla fine dovremo fare i conti, di chi ha sbagliato dovrà anche pagare i danni di quello che è successo in queste ore. Dalla rappresentanza dei pubblici esercizi l'appello affinché non si ripeta più. Prima di tutto ci auguriamo che si risolva immediatamente, al più presto, questo problema, e secondariamente fare un tavolo tecnico per capire qual è il problema e per soprattutto scongiurare che non accada mai più in ponti come questi, che sono dei mega ponti per noi per risollevare l'economia e alzare finalmente la testa. Su questo argomento abbiamo sentito anche le associazioni di categoria. Blackout dei pagamenti con POS e bancomat nella tarda mattinata di oggi a partire dalle 11.30 circa fino alle 13.30/14 da Mestre a Venezia fino a Marghera, Marcone e Chioggia, così come in contemporanea in altre province del Veneto e di buona parte dell'Italia. I disservizi in molti negozi, specie dei centri commerciali, fine distributori di carburante e pure i supermercati, dove molta la gente trovatasi costretta a suo malgrado a lasciare alla cassa la spesa già imbustata in quanto sprovvista del necessario contante. Da questa mattina abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei nostri associati, sia per quanto riguarda il mondo dell'artigianato che il mondo del commercio, con delle difficoltà effettive nell'utilizzo dei sistemi di pagamento tramite POS da parte dei clienti. Questa situazione ovviamente abbiamo visto che è una situazione che riguarda il contesto nazionale. E mentre si cerca di capire cosa possa essere accaduto, se l'azione possa essere stata opera anche di qualche esperto hacker, cioè una sorta di attacco informatico, prende sempre più corpo anche l'ipotesi di una precisa macchinazione. Questo evento si è verificato proprio nel giorno in cui si è saputo che a partire da giugno ci saranno delle sanzioni per chi non accetterà l'utilizzo del POS nei propri negozi, nei propri esercizi. Noi come Confesercenti siamo d'accordo sul fatto che ci siano delle sanzioni perché la regola in questa maniera è confermata ed è precisata. Al tempo stesso riteniamo che il governo debba intervenire sulle banche affinché il costo per gli esercenti e del POS stesso, cioè della macchinetta, e il costo della percentuale che viene applicata ad ogni vendita venga ridotto al minimo, così come probabilmente secondo noi è necessario che ci sia comunque un minimo sotto il quale non debba essere obbligatorio l'utilizzo del POS. Il blocco, seppur temporaneo, ha dato davvero grossi problemi a quanti nel portafogli dispongono delle carte piuttosto che dei contanti. Ora torniamo su una vicenda che aveva suscitato grande scalpore qualche mese fa. Per il consulente della Procura non c'è il nesso tra il vaccino anti-Covid e la morte di una gelataia di Maser di 49 anni avvenuta appunto a ottobre.
Non ci sarebbe stata nessuna correlazione tra il vaccino anti-Covid e la morte avvenuta pochi giorni dopo della gelataia 49enne di Maser, Nadia Positello. Il consulente della procura, il dottor Antonello Cirnelli, è arrivato a questa conclusione ritenendo inoltre che non ci siano responsabilità o negligenze da attribuire al medico di base e al personale sanitario che avevano visitato la donna prima del malore fatale. Il medico era finito sotto inchiesta per omicidio colposo. La procura di Treviso aveva aperto un fascicolo assegnando al dottor Cirnelli l'incarico di verificare un eventuale nesso tra la morte della Positello e la somministrazione del vaccino Pfizer 12 giorni prima del decesso. La 49enne l'11 ottobre scorso era stata colpita da una crisi respiratoria dopo giorni di malessere e insolita stanchezza. Era morta in auto durante la disperata corsa del marito verso l'ospedale. A stroncarla un embolo polmonare che si sarebbe formato da 1 a 5 giorni prima del decesso, quindi dopo essere stata visitata dal medico. Sarà ora la PM Daniela Brunetti a decidere se proseguire le indagini o chiudere il caso. Ora facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo davvero fra pochissimo e parleremo della Pasqua, di questo periodo dal punto di vista anche delle attività, dell'economia, ma anche di voi telespettatori, quindi state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto finora la cronaca dalla nostra regione, adesso apriamo una pagina decisamente pasquale, per così dire. Siamo andati a vedere come le varie categorie, non solo economiche e produttive del Veneto, si sono avvicinate a questa festa, la prima importante festività dopo la fine dell'emergenza dal punto di vista formale, burocratico possiamo dire. E abbiamo sentito anche i cittadini e abbiamo chiesto loro, ad esempio, che cosa non può mancare sulla tavola della festa. Sentite che cosa ci hanno risposto. Pasqua in tempo di guerra, in tempo di crisi, perché sono tanti i costi sia per le bollette sia per i generi alimentari, e allora noi abbiamo deciso di chiedere ai cittadini che cosa, nonostante tutto, non potrà mancare quest'anno sulla tavola di Pasqua. Cosa non può mancare? Mancherebbero tante cose a Pasqua, mi sa, quest'anno, però, come ogni solito, ci si salva sempre in curva. E che cosa non può mancare sulla tavola di Pasqua? Pace. Mettiamo la pace nell'uovo, mettiamo la pace in mezzo al tavolo e che sia veramente pace. La colomba non può mancare. Quest'anno serve la colomba per far felici tutti. La colomba della pace? La colomba della pace soprattutto. Un po' di serenità, penso l'unica cosa fondamentale e necessaria. Tutto il resto poi sarà quello che sarà. Ma andrà in bici anche il giorno di Pasqua, magari per smaltire il pranzo? Sì, lunedì forse, ma il giorno di Pasqua cerco di mangiare, magari poco, ma mangiare e qualche buon bicchiere di vino delle nostre zone. E che cosa non può mancare sulle tavole quest'anno a Pasqua? La colomba, senz'altro un buon vino e una bella felicità. Tra le cose che non possono mancare sulla tavola o in casa durante questi giorni pare ci siano colombe, uova di Pasqua e altre dolcezze simili, però c'è il rischio che i rincari delle materie prime e dei costi dell'energia possano far alzare il prezzo per il consumatore finale di tutto ciò. Nel Trevigiano si è deciso di calmierare comunque i prezzi. Sentiamo. Noi purtroppo un po' di aumento l'abbiamo dovuto fare perché altrimenti veramente sarebbe stato difficile poter sopportare il periodo, però l'abbiamo fatto in maniera contenuta e anche per non gravare troppo sul nostro cliente, perché la Pasqua sia una bella Pasqua passata in serenità almeno nel nostro territorio. Gli aumenti per il consumatore finale in questa Pasqua 2022 non superano il 3,7%, certifica Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, quando a essere lievitate non sono soltanto le colombe o le focacce veneziane, ma anche i prezzi delle materie prime. Si va dal 10% delle farine
viene al 5% dello zucchero, 19% l'olio di semi, quasi il 18% per il burro, che in termini assoluti fa una bella differenza. Per il burro è aumentato di circa 1,50 € al chilo e non è proprio poco, insomma, in quello che è il prezzo medio di 8 € del burro. In provincia di Treviso le imprese della pasticceria e del dolciario impegnate in questi giorni di Pasqua sono 807, quasi il 20% del totale regionale. Dolci che fanno anche il giro del mondo. Nel 2020 l'export è stato pari a 284 milioni di euro, 15 milioni di euro in meno rispetto al 2020. I mercati di riferimento restano Germania e Francia, mentre Russia e Ucraina pesano solo per l'1,5%. Siamo in tanti e in buona parte lavorano nella qualità e quindi nell'eccellenza, insomma, del prodotto. Buone comunque le prospettive da qui a domenica, almeno sul fronte dei consumi interni. Dopo 2 anni di Pasqua blindata c'è voglia di lasciarsi andare. Le persone in qualche modo si gratificano anche di tutte le preoccupazioni che ci sono in questo periodo con un buon dolce, un dolce di qualità artigianale. La tavola, la convivialità, lo stare assieme sono importantissimi per i veneti, questo lo sapevamo già. La buona notizia è che c'è un boom di prenotazioni sia per quanto riguarda i ristoranti, le trattorie, le osterie, ma anche negli agriturismi del Veneto. Sentiamo. Quest'anno c'è un boom di prenotazioni perché le persone sono contentissime di poter uscire e festeggiare, stare assieme agli altri e mangiare bene in agriturismo. Un boom di prenotazioni che profumano non solo di primavera, ma anche di ripartenza. Per gli agriturismi questa Pasqua è come una rinascita, in quanto sono già 2 anni che non viene, festeggiata e lavorata di conseguenza, perché comunque la Pasqua per le persone è una partenza, come la primavera, no? Sboccia. Una Pasqua che in questi anni di pandemia è mancata soprattutto per la sua grande forza di unione. È mancata parecchio perché se si guarda un po' in giro la gente è sempre più depressa, più vogliosa di fare qualcosa di sano, all'aperto e di stare soprattutto insieme agli altri. E quindi, rotto l'uovo, la sorpresa di questa Pasqua sarà per tutti una ventata di aria fresca, anche se per gli addetti ai lavori c'è un fantasma che aleggia sempre dietro l'angolo. Le disdette ci sono sempre, per cui sono in preventivo. Pazienza, non ci si può proprio fare niente. I dati turistici sono davvero molto interessanti per quanto riguarda il Veneto. Arriva adesso una notizia dall'ANSA che ci dice che migliaia di turisti hanno letteralmente invaso Verona, in questo caso, ma poi questo può applicarsi a tante altre città del Veneto, in vista del Ponte Pasquale. Lunghe code si segnalano per visitare l'Arena e il cortile della casa di Giulietta. Sono stati, naturalmente il Comune ha schierato agenti borghesi in divisa per gestire questa situazione particolarmente affollata. Si presenta Piazza Bra, cuore della città scaligera. I nostri colleghi da Padova ci hanno già detto che anche Padova è stata invasa. Un esempio di una città più piccola può essere quello di Bassano. Vedremo poi le immagini nei servizi di questa sera e nei telegiornali dei prossimi giorni. Anche Bassano davvero invasa da tantissime persone, vuol dire che c'è davvero tanto movimento, c'è tanta voglia di ripartire e anche Venezia è letteralmente sold out. A Venezia per Pasqua arriva il tutto esaurito negli hotel. Ecco il primo vero momento di ripartenza e tra Pasqua e la Biennale la città si pronuncia sold out per le prossime 2 settimane, con presenze turistiche molto qualificate da tutto il mondo. Così la città riprende vigore. Sembra di essere tornati ai vecchi tempi. È il primo momento probabilmente in cui Venezia si riprende dopo 2 anni di pandemia e altri 4 mesi di orribile acqua alta nel 2019, quando i turisti erano scomparsi per la paura di uno tsunami a Venezia. Devo dire la verità che ora Venezia sta riprendendosi alla grande, siamo praticamente a tutto esaurito per i prossimi 10-15 giorni, Pasqua, la Biennale, soprattutto la Biennale, stanno portando veramente una grandissima affluenza. La Biennale, motore e volano economico.
Dobbiamo ringraziare anche la Biennale, non cesseremo mai di ringraziare il Presidente Cicutto per avere preso la decisione già nei tempi della feroce pandemia di fare la Biennale fisicamente, perché questa Biennale veramente sta riempiendo la città, ma sta riempiendo la città anche di un turismo qualificato. Le incertezze per gli operatori sono a maggio. Maggio non sappiamo ancora nulla, ormai l'abitudine da parte del turista è quella di prenotare last minute, e prenotare last minute significa che le imprese non hanno la minima idea di quali saranno i flussi turistici 20-30 giorni dopo, e quindi speriamo in bene, speriamo che questa crisi sia finalmente terminata. Ha lasciato macerie però. Venezia sorride anche il litorale con tantissime prenotazioni anche a Jesolo. La passeggiata con i cagnolini sulla spiaggia, ombrelloni e lettini già pronti e distesi al sole, al pari di chi alla comodità preferisce il ritorno del tepore sulla sabbia. E ancora i giochi di bimbi con il pallone e di quanti da grandi si stanno già godendo le vacanze di Pasqua da beati turisti. È il quadro dipinto in queste ore lungo il litorale veneziano, con la riapertura di molti alberghi su Jesolo e Cavallino e una forte ripresa dell'occupazione dopo 2 anni di agonia. Siamo oltre il 70% con delle punte anche di 80-85% di occupazione, per cui siamo assolutamente felici per come è iniziata la stagione, anche in virtù del fatto appunto che in questo periodo dell'anno era 2 anni che eravamo sostanzialmente impossibilitati ad accogliere gli ospiti. A popolare le nostre spiagge per lo più turisti italiani, per oltre il 50%, con gli storici e i turisti di nazionalità tedesca e austriaca alloggiati per lo più nei campeggi. Ovviamente grande l'emozione degli albergatori nel riaprire l'attività. Io vedo che la gente scende con la voglia di dedicarsi una piccola pausa insomma dal tran tran quotidiano. Siamo finalmente felici di poter tornare a fare il nostro lavoro. Pasqua come termometro per una stagione balneare estiva 2022 che ci si auspica possa essere in altrettanta forte ripresa. C'è stata una forte pressione della domanda nei primi 2 mesi dell'anno, un po' di spazio nel quale insomma le vicende dell'est hanno rallentato, adesso sono riprese le prenotazioni in maniera abbastanza fluida, c'è un cauto ottimismo. C'è un cauto ottimismo anche alle terme euganee, le terme di Abano Montegrotto in provincia di Padova, dove sì, c'è un ritorno dei turisti, ma i venti di guerra, i rincari, i costi, quella situazione anche internazionale che stiamo vivendo preoccupano parecchio gli operatori. La prima Pasqua con i turisti dopo 2 anni di assenza. Il comparto terme si appresta a rivivere quella che per il settore si tratta di alta stagione. Dopo 2 anni segnati dalla pandemia, alberghi e piscine termali si preparano ad accogliere i turisti nel periodo pasquale. Il settore è moderatamente soddisfatto. Caro bollette e guerra in Ucraina non hanno però facilitato la ripartenza. Questi fattori hanno portato sicuramente a un rallentamento di quello che è il movimento turistico. Considerato tutto questo, pensiamo comunque di essere moderatamente soddisfatti. In molte strutture si registra un alto numero di presenze, ma non il tutto esaurito. Purtroppo, sia prima che dopo, registriamo ancora dei vuoti molto significativi e importanti, ma considerato tutto quello che sta accadendo e che è accaduto, è meglio. Cioè noi siamo comunque e dobbiamo guardare avanti ed essere fiduciosi in una ripartenza. Manca il turismo russo. Dal punto di vista delle presenze non è particolarmente importante, dal punto di vista invece della spesa è particolarmente importante perché rappresentava da solo il 10% del fatturato annuo delle terme euganee per quanto riguarda le strutture alberghiere. Quindi possiamo dire che effettivamente il colpo è stato più pesante. Ma sono già 2 anni che mancano e mancheranno ormai per molti anni. Abbiamo però avuto dei grossi risultati e soprattutto dei ritorni molto importanti per quanto riguarda il pubblico italiano. C'è una riscoperta dell'italiano di mete molto prossime alla loro residenza. Molte strutture hanno avuto poi difficoltà nel trovare lavoratori stagionali. Spero che al più presto sia tolto il reddito di cittadinanza, tolta la quota 100 e anche, diciamocela tutta, rimessi i voucher, perché il mondo del turismo oggi vive dei picchi per 1 o 2 giorni e poi basta. Le procedure per assumere i dipendenti, anche a tempo o a chiamata, a tempo parziale, eccetera, sono troppo onerose e troppo lunghe.
quindi bisogna assolutamente rendere più flessibile il mercato del lavoro. Ci arriva in questo momento dalla nostra redazione di Padova una fotografia di un incidente stradale avvenuto a Rustega di Campo San Piero. Non abbiamo ancora l'esito dello schianto, che comunque vediamo davvero impressionante. Ci sarebbero bambini feriti e altre persone coinvolte. Non abbiamo in questo momento appunto lo stato di salute delle persone che sono rimaste coinvolte in questo sinistro. Ne parleremo di sicuro nei nostri telegiornali e nel corso della nostra informazione. Adesso, prima di salutarvi, vi diamo al volo i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che ci dicono che ci sono 6.354 nuovi casi in Veneto, che portano il totale a 77.424. Il numero complessivo delle persone attualmente positive è sceso di qualche decina di unità rispetto a ieri, ma resta comunque in quota. La discesa è piuttosto blanda. Vediamo la seconda parte di questa tabella, che è davvero importante perché ci fa capire come sta reagendo la sanità a questa fase critica dell'emergenza Covid, emergenza che da un punto di vista burocratico, formale è finita, però vediamo che i dati ci sono ancora, perché abbiamo 871 persone ricoverate in area non critica, 39 in terapia intensiva. La differenza rispetto a ieri è un bilancio negativo di 2 unità sia in area non critica che in terapia intensiva. Purtroppo sono da segnalare anche 10 decessi. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che questa sera andrà in onda in diretta la messa del Santo, la messa della vigilia di Pasqua, chiamiamola così, di questa sera alle 21, quindi l'appuntamento è alle 21. L'appuntamento con i nostri telegiornali invece è il solito, TG Bassano, TG Vicenza, per tutto quello che non abbiamo detto fin qui. Noi ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo i nostri giornalisti che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.